Allora, abbiamo accennato a vari argomenti, dopo ovviamente di tutto e di più si potrebbe parlare, però abbiamo il discorso di questi danni, queste conseguenze, ripercussioni atmosferiche, ha provocato danni anche nelle nostre tipicità. Quindi, prendiamo prima il messaggio. Secondo me, se i nostri prodotti fossero maggiormente tutelati, eccolo qua il messaggio risponde a quello che dicevamo, a livello mondiale, probabilmente aumenterebbero anche il nostro guadagno. Nel mondo fortunatamente il marchio Italy è molto richiesto, Gianni da Padova scrive. Allora, quello che voglio dire, cioè i nostri prodotti sono stati anche adesso danneggiati da queste conseguenze meteorologiche, abbiamo sembra dei segnali allarmanti soprattutto per l'ortofrutta, no? In modo particolare, non so, le pesche sono state danneggiate, le ciliegie, poi sembra anche le mele, tante produzioni frutticole importantissime. Però il nostro prodotto ha un valore aggiunto importante, no? Bisognerebbe in qualche modo saperlo valorizzare. Ha ragione Gianni da Padova quando dice che si è alla ricerca del prodotto made in Italy. Ma perché? Perché noi siamo persone serie, noi siamo agricoltori, ma il nostro sistema è serio, il nostro sistema è super controllato. Un'azienda zootecnica viene controllata 35 volte all'anno. Noi siamo quelli che comunque negli ultimi 10 anni hanno ridotto più del 40% l'utilizzo di fitofarmaci per quanto riguarda l'utilizzo di fitofarmaci e agrofarmaci per quanto riguarda le aziende agricole. Quindi prodotti sani e tutelati. Dobbiamo fare il passaggio successivo, dobbiamo valorizzare questo. Lo dobbiamo valorizzare con marchi specifici, quindi le DOC, le DOP, l'IGP, quindi marchi specifici che sono marchi di garanzia, ma dall'altra parte i nostri consumatori devono andare alla ricerca di questo. Devono andare alla ricerca nel momento in cui vanno ai supermercati, vanno nelle nostre aziende chiaramente, ma vanno nei centri commerciali, devono andare alla ricerca dei nostri prodotti e devono capire che nel momento in cui il nostro prodotto ha qualcosa in più come valore, come prezzo, è anche frutto del fatto che viene da una certificazione, ma soprattutto viene dal fatto che è un prodotto sano e controllato e ha un grosso costo per quanto riguarda le aziende. Quindi oggi questo passo culturale lo dobbiamo fare, sempre più vede la vendita diretta, l'online, tutta una serie di elementi che hanno valorizzato in questo periodo di lockdown anche il settore agricolo. Io penso che questo possa essere un altro elemento importante sempre di più per dare la possibilità ai nostri consumatori di andare alla ricerca dei nostri prodotti. Se poi questa ricerca viene fatta all'interno delle nostre aziende, all'interno delle nostre strutture aziendali, ancora meglio, e quindi si va anche a ridurre, diciamo, sicuramente la filiera e quindi si va a accorciare la filiera e dà la possibilità alle aziende di percepire quel reddito in più. Quindi dobbiamo fare squadra su questo, da una parte i consumatori alla ricerca di un prodotto sano e di qualità, dall'altra parte gli agricoltori che garantiscono questo. Ecco, richiederebbe un capitolo a parte, solo un accenno velocissimo, il problema delle ecomafie e poi dei danni che ci sono stati con gli sversamenti anche dei fanghi che hanno raggiunto l'area del Veronese, non riguarda per carità Padova, però incombe sempre questa minaccia. È sembrata anche a volte nella zona della Bassa Padovana di queste ecomafie, anche voi le combattete in qualche modo, vero? Assolutamente, noi la combattiamo, ma la dobbiamo combattere purtroppo oggi. La si deve combattere non solo con la burocrazia, perché presentare le dichiarazioni, presentare i certificati, presentare i piani di concimazione o d'altro sono carte che girano. Dobbiamo vedere cosa però va fatto su questo e quindi i controlli devono essere controlli importanti di un sistema che deve controllare ma che deve essere dall'altra parte anche a fianco delle nostre aziende agricole. Noi cerchiamo di superare a tutto quanto questo e quindi creare una grande squadra anche a livello regionale ma soprattutto anche a livello provinciale perché questo non accada. Da parte dei nostri agricoltori c'è la massima disponibilità per superare tutto quanto questo. Allora, l'ultima questione che può essere rilevante parlare sostanzialmente è quello della tutela anche all'estero del nostro marchio Made in Italy. Qual è la situazione in Europa? Perché non si era più capito bene se era possibile tutelarlo adeguatamente, anche con i prodotti poi a seguito degli agricoltori lavorati, lei accennava anche i formaggi, eccetera. No, guardi, oggi tutti i nostri parlamentari sono tutti allineati da destra a sinistra, sanno perfettamente qual è la linea di non sorpassare
sorpassare su questo, e quindi la valorizzazione dei nostri prodotti italiani deve essere in primis una delle politiche centrali della nostra attività a livello europeo. Il Recovery Fund deve andare su questo, quindi il Recovery Fund deve andare nella valorizzazione dei nostri prodotti, nella valorizzazione dei nostri prodotti agricoli, made in Italy, in Europa e nel mondo. Allora, sempre Recovery Fund, abbiamo pochissimi minuti a disposizione e si parlava tempo fa di ricerca di manodopera nel settore dell'agricoltura, ne eravate anche abbastanza preoccupati, l'anno scorso era veramente la tragedia, adesso si è un po' risistemata la questione, com'è, si cerca ancora delle figure professionali che possano sopperire, perché poi adesso si fa il periodo dei raccolti, poi ci sarà a suo tempo l'uva, clima permettendo, adesso la frutta, il pomodoro, quant'altro, insomma com'è la situazione nel territorio? Beh, guardi, intanto bisogna ringraziare la Regione Veneto che ci ha dato la possibilità di utilizzare anche uno sportello del lavoro, Veneto Lavoro, e quindi dà la possibilità di mettere insieme l'offerta e la domanda da parte... quindi avete agito in sinergia? Sì, assolutamente sì. Oggi con l'apertura tra l'altro anche delle frontiere si dà oggi più margine su questo, e quindi le aziende agricole hanno la possibilità di superare manodopera anche dall'estero e quindi richiedere manodopera dall'estero, ma soprattutto noi dobbiamo, per quanto riguarda la nostra manodopera, dobbiamo valorizzare anche la manodopera italiana. Per questo dobbiamo fare anche un ragionamento della sburocratizzazione su questo. Noi abbiamo chiesto e chiediamo sempre reinserimento di voucher semplificati che danno la possibilità alle aziende agricole di superare la propria manodopera anche con i pensionati, anche con gli studenti, anche con i cassi integrati. Perché non si può fare adesso? Oggi non è possibile utilizzarli. Quindi i voucher semplificati, i voucher agricoli oggi sono tabù per quanto riguarda il governo. Noi dobbiamo aprire quella porta per dare la possibilità alle nostre aziende di dare anche concretezza a queste categorie secondo me importanti nel nostro territorio, e quindi dare la possibilità anche a loro di percepire un proprio reddito in base al proprio lavoro. Ecco, perché adesso poi si è riaperto il canale Oreca tra l'altro, no? Quindi il lavoro ce n'è. Si è aperto da qualche giorno il canale Oreca, noi oggi siamo molto fiduciosi come tutti il mondo della ristorazione, il mondo dell'Oreca, e quindi pensiamo che oggi una prima risposta lo avremo dal canale Oreca. Ricordo che il canale Oreca per quanto riguarda il settore agroalimentare porta via più del 35% della produzione, quindi è un canale per noi estremamente importante, e quindi leghiamo l'attività dei nostri ristoranti, l'attività che loro fanno con i nostri prodotti del territorio, i nostri prodotti agricoli. Perfetto, siamo in chiusura, speriamo che poi i prezzi non aumentino, ma che siano in linea nonostante tutto. Allora grazie Maurizio Antonini della CIA Padova di essere stato qui con noi, anche direttore CIA Veneto naturalmente. Grazie a voi di averci seguito con i vostri messaggi, la puntata la potete ritrovare naturalmente in replica sul nostro sito e poi anche su YouTube, e poi tutte le domande concernenti potete fare direttamente chiamando gli sportelli della CIA o prenotando un appuntamento, e sono presenti un po' in tutto il territorio. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori.